ai 26 di settembre del 2023 sul San Michele d'Altiars, in una grande grotte chiamata anche Landri di Chasis Neri, la Associazione Speleologica Bertarelli con la Coral dal CAI di Gorizia hanno ripristinato una già consolidata tradizione tornando a organizzare la messe in queste grandi grotte, a suo tempo sospendute causa Covid. Attenzione alla testa. Come opera d'arte, sì. Attenzione, scalini in testa. Come? Due piani? Sì, sì. Dai, bravi. Una strana, inusuale ma belle cerimonie religiose che io e Maria, la Messiore, ho siamo stati proprio contenti di aver partecipato. Per questo mistero di salvezza uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. E tanto che si svolgeva la messa, mi tornava in mente la particolare storia di questo grande templi. La prima guerra mondiale, di fatto, dal mese di giugno del 1915 fino in agosto del 16, causa la vicinanza del fronte avanzato, gli sforzi armati austro-ungarici in caso di bombardamento allavano a ripararsi in questo grande vuoto carsico. Dal momento che la grande sala è misura 25 metri per 25 e alte 10, i comands avevano istituito anche un capiente ospedale di guerra. Dentro la grande sala, sistemate a gradons, i comands ungheresi che presidiavano in quel posto avevano costruito un gran numero di baracchi di legno in grado di ospitare più di 800 tra ufficiali e soldati. Dopo la sesta battaglia dall'Usinc, questo Landri al vigné abbandonato. Subito lo occuparono i reparti italiani di retrovie. Dopo la comunione, finita la messa, dall'Andri l'assemblea plank a plank si sposta dai prati, dove il CAI ha preparato un rinfresco. Quando non ce n'è, bevono meno. Questo ci ha permesso di degustare le specialità ciarsulinis e al stesso tempo di contribuire al sostegno di una importante opera umanitaria. Compliments agli organizzatori e io e Maria dal Friuli Ciarsulin de Mont Sant Michel o saludin tutti voi che con questo video nos ves seguit fin qui. Nandin.